Alessandro Cavallo, della parrocchia di San Pietro di Novella. Eccoli. Guardando al sì di Maria, la nostra Chiesa diocesana parteciperà con gioia all'Eccomi che Alessandro Cavallo pronuncerà in cattedrale nel giorno dell'Immacolata Concezione. Alessandro domani pomeriggio sarà ordinato diacono dal vescovo Alberto Tanasini, una tappa che arriva a poco più di 5 anni dal suo ingresso in seminario, avvenuta nel settembre 2013. Una storia ordinaria, quella di Alessandro, come quella di tanti che proprio nell'ordinario della vita hanno colto la chiamata di Dio a seguirlo da vicino. Nato a Santa Margherita Ligure il 31 maggio 1987, secondo di 3 fratelli, Alessandro cresce nella parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo. È qui che inizia a stringere i primi legami con la comunità, poi gli anni al liceo scientifico a Recco e quella appartenenza al movimento di comunione e liberazione che diventa negli anni un punto di riferimento per una crescita umana e di fede. Quindi il tempo dell'università, la facoltà di matematica a Genova, tempo prezioso perché i legami intrecciati prendessero ancora più consistenza. Dopo la laurea, la decisione di entrare in seminario. Una storia, la sua, che ricorda quella di tanti altri, con un percorso di vita molto ordinario, ma reso unico dalla profondità delle relazioni condivise nel corso del tempo, al di là di quel tratto timido e riservato che appartiene al suo carattere. Il cammino formativo nella comunità del seminario lo porterà a fare servizio, oltre che a San Pietro di Novella, anche a Casarza Ligure, a Maria Madre della Chiesa a Lavagna e, da queste ultime settimane, nella parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari, dove rimarrà anche dopo l'ordinazione diaconale. Legami nuovi che si sommano ai tanti già intrecciati. Domani in cattedrale sarà una festa di famiglia, anche con quei piccoli 3 nipotini ai quali Alessandro è legatissimo, che guarderanno lo zio con lo stupore di chi riconosce con gratitudine nella sua vita la chiamata del Dio vicino.